Padova senza quartiere, ormai a Padova è panico per le spaccate continue, ogni notte un bollettino senza fine, ora colpito perfino il ristorante Antico Brolo. Ecco dove sono finiti i migranti di Bagnoli, dopo la chiusura improvvisa della base si scopre che i profughi sono in un albergo di Noventa Padovana, denuncia del PD Bisato. Non sapevo che in Italia non si potesse picchiare la moglie, così un nepalese davanti al giudice dopo l'arresto per maltrattamenti. La storia è incredibile da Padova. Siamo stati cattivi maestri, oggi siamo idoli del male, così lo sfogo di Giampaolo Manca, ex killer della Mara del Brenta, in un'intervista esclusiva ieri a 20:10. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, ferocissimo contro il modo di governare del Movimento 5 Stelle. Questi sono matti, con loro la libertà è in pericolo. E la notizia è che i comuni attendevano da anni sbloccati i fondi dell'avanzo di bilancio per il Veneto, significa poter spendere 1 miliardo che vale lo 0,7 del PIL veneto. Torna questa sera su Antena 3 il grande calcio, la Champions League in diretta dalle 20:45 con le sfide di Inter e Napoli, seguite da Qui Studio a Voi Stadio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto, avete sentito un nuovo bollettino quasi di guerra al commercio, di sicuro, in pieno centro a Padova, colpito ancora una volta un esercizio e questa volta è il ristorante più famoso della città, l'Antico Brolo. Stiamo parlando delle spaccate, il titolare dice esco ogni sera dal ristorante con il casco in testa. Siamo stati qui fino a mezzanotte e mezza e all'1:30 sono venuti. Per fortuna Padova Controlli è arrivata velocemente e gli ha impedito di entrare qua. Hanno spaccato la porta lì, ma quella è facile, questa è più complicata. Per cui non sono riusciti a entrare. Non hanno rubato nulla, anche di qua niente, però danni sì. Antico Brolo, Corso Milano, pieno centro davanti al Teatro Verdi. È questo noto locale di proprietà di Mario Di Natale e di Sonia Savioli, l'ultimo a essere stato colpito dai ladri che infestano le notti della città di Padova. Non sono entrati, racconta Sonia Savioli, non hanno fatto in tempo, niente è stato toccato, neppure le bottiglie in veranda, ma il portone è da cambiare e i danni da quantificare. Hanno rotto col piede di porco, però non sono riusciti a entrare. Perché sono arrivati, perché se no entravano, non è che sia una roba tanto difficile. Così è, l'importante è che io non c'ero, guardi, perché sabato sera e domenica sera ero qui fino all'1:30, almeno non c'ero, quindi ormai bisogna dire così, perché non sai che cosa ti succede quando entrano. Picchiano, menano, uccidono, fanno di tutto. Ormai siamo in mano alla delinquenza. Il colpo all'1:30 e a differenza di altri bar e locali, l'Antico Brolo è dotato di sistemi di sorveglianza e sicurezza. La porta antisfondamento, due serrature, le telecamere, l'allarme, cosa dobbiamo fare? Non so, cos'è che dobbiamo fare? È la terza volta che vengono dentro, quel vetro là è la seconda volta in 2 mesi che lo rompono. Cosa dobbiamo fare? Non so. Le tasse arrivano, devi pagarle, non è che dopo ti dicono no, devi arrangiarti, devi fare tutto per conto tuo, allora per che cosa siamo qua? Noi siamo tutti ladri, lavoriamo 13-14 ore al giorno di media, perché queste sono le ore, però i rischi sono i nostri, tutto nostro, non è che lavoriamo per la grazia di Dio. Noi abbiamo investito tutto qua in sta baracca, maledizione quella volta, e ci troviamo così. E poi ricorderete la notizia all'improvviso, senza che nessuno se ne accorgesse, della chiusura dell'hub di Bagnoli nel Padovano, parliamo di profughi, si è scoperto dove sono finiti, almeno una parte di essi. Si è chiusa la base di Bagnoli, benissimo, ma i profughi lì ospitati dove sono andati? Per certezza posso dire che una ventina sono arrivati a Noventa Padovana, che già era oltre il livello dell'accoglienza dei 3 per 1000. Di dove sia finita una parte dei richiedenti asilo trasferiti da Bagnoli di Sopra per chiudere l'hub di San Siro, a Noventa Padovana se ne sono accorti anche senza comunicazioni ufficiali della prefettura. Negli ultimi giorni tra i 15 e i 20 nuovi arrivi all'Hotel Paradiso, che risale almeno a quota 70 profughi e diventa probabilmente la concentrazione più numerosa di richiedenti asilo in provincia di Padova. Anche la rappresentanza leghista in Consiglio Comunale sulle barricate. Abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare attraverso Alex Bazzaro
e nel prossimo question time sarà dibattuto, quindi per avere una risposta dal Ministro dell'Interno per sapere quando incominceremo ad abbassare i numeri qua a Noventa Padovana. Se tutti i comuni avessero fatto la propria parte, l'opinione del sindaco Bisato, vicende come quelle di Cona, Bagnoli e ora in misura minore Noventa non ci sarebbero state. Le situazioni come Bagnoli sono diventate 800, 1200, perché non c'erano altri posti. Però allora adesso deve valere anche il contrario. Cioè sono io a chiedere chiudete anche Noventa a questo punto. Però altrettanto dico, io sono per lo SPRAR. Ma il riaffollamento dell'Hotel Paradiso ha anche un effetto inedito in Consiglio Comunale. L'opposizione leghista tende la mano al Partito Democratico. Per chiudere l'Hotel Paradiso è una battaglia che deve essere fatta insieme senza colori politici. Io mi aspetto dal sindaco di Noventa Padovana, oggi segretario del PD, che sia una battaglia condivisa, di trovare un sistema di accoglienza diversa da grosse concentrazioni come c'è l'Hotel Paradiso. Però è una battaglia che si vince e si perde insieme. Non ci possono essere colori politici in questo caso qua. Con numeri ristretti si riesce a fare integrazione. Se si vuole a tutti i costi accumulare, fare concentrazioni per tenerli nascosti rispetto all'occhio dell'opinione pubblica, le conseguenze è che vengono trattati come bestie e i sindaci non hanno nessun tipo di competenza sul fenomeno. Straniero arrestato per maltrattamenti in famiglia, candidamente a processo davanti al giudice risponde così: non sapevo che non si potesse picchiare la moglie in Italia. Non sapevo che in Italia non si può picchiare la moglie. Si è giustificato così davanti al giudice per le indagini preliminari di Padova un nepalese di 44 anni, residente all'Arcella, arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce. Una frase shock che non ha evitato all'uomo il rinvio a giudizio. Il 44enne era già stato denunciato a piede libero una prima volta e sempre per gli stessi motivi l'8 marzo. In quell'occasione avrebbe picchiato la moglie, una 26enne della stessa nazionalità, con un grosso paio di scarpe con la punta rinforzata. Le urla di dolore della giovane, cui era stata poi sciolta una prognosi di 15 giorni, avevano allarmato un vicino di casa che aveva chiamato la polizia. L'11 giugno il secondo episodio è quello che ha fatto scattare le manette. Le violenze avevano costretto la moglie a scappare fuori dall'appartamento, fuggire per strada nel cuore della notte con addosso i segni dei maltrattamenti e stringendo in braccio la figlia di nemmeno un anno, fino all'arrivo della polizia e all'arresto del coniuge. La donna, che poi ha tentato di ritrattare la denuncia presentata nei confronti del marito, ora si trova assieme alla bambina in una comunità protetta. Per fortuna non c'erano passeggeri questa mattina a bordo del bus della MOM a Treviso, andato a fuoco in tangenziale, anche l'autista si è messo in salvo rapidissimamente, ma è stato davvero uno shock e il traffico in tilt per lunghe ore. Tangenziale di Treviso, questa mattina ore 7:20, il rogo dell'autobus della MOM visto da un altro mezzo in transito in direzione contraria. Il mezzo aveva appena lasciato il deposito di via Polveriera, direzione paese, dove avrebbe caricato i passeggeri per una corsa bis verso la città. Fiamme divampate per fortuna a corsa vuota, con il conducente che nota il fumo, tenta di circoscrivere inutilmente l'incendio con l'estintore e poi chiama i soccorsi. A quell'ora il traffico è intenso e corre un camion di traverso e una camionetta dell'esercito per evitare che le auto continuino a transitare affrontando fumo e fiamme. A quel punto si blocca tutto. Dalla tangenziale i veicoli entrano nella viabilità cittadina, provocando la paralisi di tutta la città. Da Lanzago a San Giuseppe tutto fermo, fino al PUT ed oltre, nell'ora di arrivo alle scuole e agli uffici. Intanto il fuoco divora completamente l'autobus a metano, con i pompieri in azione con 4 squadre, mentre dalle bombole il gas inizia a sfiatare con fiammate lunghe decine di metri. Il rogo viene circoscritto quasi un'ora dopo, ma serve quasi tutta la mattinata prima che il traffico ritorni alla normalità. Ora la carcassa è nel deposito della MOM per capire come mai un mezzo di 10 anni e sostanzialmente a metà vita sia potuto andare a fuoco, ma anche come nel 2018 bloccare un punto della tangenziale significhi portare al collasso l'intera viabilità di una delle città simbolo del dinamico nord-est. E ora Bassano del Grappa, dove ricorderete ieri vi abbiamo raccontato del crollo del cornicione che è costato il ferimento di 4 turisti austriaci. Oggi la via è chiusa ed è polemica in città. Il giorno dopo il crollo del cornicione del palazzo di via Matteotti, che, lo ricordiamo, ha provocato il ferimento di 4 turisti, la strada del centro di Bassano interessata dal cedimento di parte del tetto di questo immobile si presenta così, chiusa al traffico veicolare e con i mezzi autogru al lavoro per mettere in sicurezza l'edificio come da ordinanza del sindaco.
Ieri i proprietari e i vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo per verificare lo stato della copertura restante. Le condizioni della restante parte del tetto, mi è stato detto ai proprietari che insomma, è stata verificata essere migliore del previsto e quindi confidiamo che i lavori di messa in sicurezza non siano molto lunghi per questa ragione. Certo è che ogni proprietario di immobile dovrebbe essere molto attento. In via Matteotti si è sfiorata la tragedia. I 4 austriaci rimasti feriti dalle macerie cadute a terra ieri sera sono stati dimessi dall'ospedale e quanto accaduto a questo vecchio palazzo del centro accende i riflettori sul tema della manutenzione degli immobili storici e della sicurezza degli edifici, soprattutto di quelli datati. Una sorta di lettera di raccomandazione a tutti i proprietari degli immobili che risalgono insomma, a un'epoca di costruzione abbastanza in là nel tempo, perché facciano ciò che è previsto dalle norme, cioè che controllino adeguatamente tutte le strutture. E intanto il crollo del cornicione del palazzo fa esplodere la polemica politica. Duro l'attacco dell'assessore regionale Elena Donazzan, che stamattina si è recata sul posto e che ha avuto con il sindaco Poletto un'accesa discussione sulle responsabilità di quanto accaduto. La responsabilità del comune rispetto al crollo di un edificio non hai privato. mai accertato che una cosa del genere stava venendo giù? Allora vuol dire che tu hai dei tecnici che non sono in grado. No, perché ogni, girano tutti gli edifici, comune, girano tutti gli edifici. Beh, almeno il centro storico sì. Almeno alzare gli occhi e vedere che qualche cosa di degradato c'è, sì. Ma infatti, perché non è possibile che venga giù un tetto. Accuse che il sindaco rispedisce al mittente, indicando nel proprietario del palazzo l'unico responsabile di quanto successo. È stato trovato morto il 72enne di Oderzo, scomparso lunedì mentre andava a funghi sul San Boldo. Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Roberto Migotto, il 72enne di Oderzo, scomparso lunedì scorso sul San Boldo durante un'escursione con 2 amici per andare a funghi. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel primo pomeriggio nel pendio sopra la statale all'altezza della prima galleria. A notarlo i soccorritori da una camionetta ferma al semaforo in un punto impossibile da scorgere anche dai mezzi aerei. Con ogni probabilità l'uomo è scivolato dal pendio ruzzolando fino ad una scarpata dalla quale è precipitato per una 50 di metri. Le ricerche erano scattate subito lunedì sotto la pioggia da parte degli uomini del soccorso alpino delle prealpi trevigiane di Belluno assieme ai vigili del fuoco e di carabinieri e sono proseguite incessanti sino al tragico ritrovamento. Stamattina erano impegnati nelle ricerche una 40 di soccorritori con diverse unità cinofile che suddivise in squadre hanno battuto palmo a palmo l'area a partire dal luogo dove il 72enne era stato visto per l'ultima volta dai compagni d'escursione. La zona è stata sorvolata con gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco, oltre ai droni. Purtroppo le ricerche si sono concluse nel primo pomeriggio nel modo più tragico. Ora l'intervista esclusiva a Giampaolo Manca, ex killer della Mala del Brenta, ospite ieri sera 20:10 per presentare il libro con scopo benefico. Siamo idoli del male, siamo stati cattivi maestri, dice, e di maniera svela abbiamo pensato di uccidergli i figli, ma oggi mi è indifferente. Mi telefonano a casa alle 2, alle 3 di notte, mi vedono per la strada, vogliono le foto e questi ragazzi mi dicono: sei il mio idolo. E io dico: no, ma siete impazziti. Ma quale idolo? Io sono un idolo negativo. Io non voglio che voi... sì, questo libro è forte, è vero, è forte. Racconto un po' delle mie imprese. C'è una fascinazione ancora, sì, per purtroppo, i criminali, per la Mala del Brenta in particolar modo. Bravo, sì, perché molti mi dicono: noi siamo affascinati da quella storia, da quello che siete stati, da quello che avete fatto. E dico la verità, mi duole sentire queste cose, perché allora siamo stati dei cattivi maestri. Quindi io li scongiuro, ancora lo dico a gran voce, non dovete imitarci nel modo più assoluto. Oggi mi è indifferente. Se me lo chiedeva 10 anni fa gli avrei detto no. Cioè 10 anni fa aveva la rabbia nei suoi confronti? Beh, normale, cioè felice con i suoi comportamenti, ci ha condannati tutti, perché io non dico è stato il magistrato, è stato felice. Però oggi non mi fa né più né caldo né freddo, lui ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia. Io oggi credo di aver fatto un percorso che in parte ho riparato. Vorrei chiederlo a lui: tu hai riparato? Però sa,
Felice era quello, Felice ha sbagliato un po' tutti, molti hanno gioito per la morte di sua figlia, io no perché non è giusto gioire, anche se per molti anni abbiamo pensato come ammazzargli i figli, io oggi lo dico, ma forse l'ho detto un'altra volta, però perdi un figlio, credo che sia la cosa peggiore, io sono sicuro che lui abbia sofferto. E ora la politica, l'attacco ferocissimo del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al Movimento 5 Stelle, al loro modo di governare. Sono matti, con questi è in pericolo la libertà. Attenzione a tutti, la libertà è veramente in pericolo con questi matti. I 5 Stelle sono matti, non hanno una responsabilità. Un attacco senza precedenti alla componente pentastellata del governo arriva dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A far scattare il primo cittadino la polemica tra il vice premier Luigi Di Maio e il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, reo di aver criticato il DL Dignità. Matteo ha detto una cosa, ricostruisce Brugnaro, l'hanno sentita come una protesta e allora tutti quanti addosso l'hanno minacciato. E questa cosa è l'ennesima vergogna che è successa. Il presidente Zoppas ha fatto delle affermazioni assolutamente libere, dignitose, rispettose tra l'altro, che forse hanno urtato la sensibilità di qualcuno, o ti va bene che fai protesta solo tu, e se io ti rispondo non va bene. Questa si chiama libertà e democrazia, dobbiamo difendere, per cui massima solidarietà al presidente Zoppas e guai a chi lo minaccia. Poi ogni giorno un ministro dice una cosa e un altro ne dice un'altra, rincara da dose il sindaco, non è questo il modo di governare. In campagna elettorale non hanno detto faremo questo, hanno detto tutto a tutti per prendere voti. È facile protestare e offendere, si fa presto a distruggere e nel costruire conclude che non mi sembrano particolarmente efficaci. Crack a BPV, adesso la Cassazione ha bocciato il trasferimento del processo a Trento, ritenendo inammissibile l'istanza presentata dai legali degli imputati. Crack BPV, nessun trasferimento, la Cassazione ha respinto la richiesta di spostare da Vicenza a Trento il processo per la Banca Popolare di Vicenza. I difensori degli imputati, tra i quali l'ex presidente della banca Gianni Zonin e gli ex vice direttori Emanuele Giustini e Paolo Marin, avevano infatti avanzato questa richiesta sostenendo che nella città berica non c'era un clima sereno per affrontare il dibattimento. La Suprema Corte ha però dichiarato categoricamente inammissibile questa istanza. L'iter processuale, lasciato in stand-by, può ripartire. Prendiamo atto della decisione della Cassazione e proseguiamo nello svolgimento del processo doverosamente il più celere possibile nell'interesse della grande platea di persone che sono implicate. Adesso si può dare qualche tempo, si può capire come si sviluppa adesso prossimamente? Ma io credo che l'udienza preliminare che era stata interrotta riprenderà, direi, a giorni e c'è già un calendario che prevederebbe che si concluda entro questo mese. Una notizia che è stata presa in mattinata con soddisfazione dalle associazioni che seguono i tanti risparmiatori truffati dall'istituto. Sarebbe stata veramente un'ulteriore beffa che ci fosse stato il trasferimento, anche perché avrebbe creato un principio che sarebbe assurdo che un imputato, perché magari viene offeso, sarebbe assurdo che i processi venissero spostati per questo. In tutto questo, altra buona notizia, l'amministrazione comunale di Vicenza, su volontà del sindaco Francesco Rucco, si è costituita per la prima volta parte civile e sarà seguita dal docente universitario, l'avvocato Giovanni Caruso. Questo è un segno che traina le persone che hanno perso tutta la fiducia nelle istituzioni, ci voleva questa decisione, noi siamo a disposizione del Comune di Vicenza come tutti i risparmiatori. Risparmiatori che domani, 4 ottobre, saranno a Roma. Domani c'è l'anniversario della giornata del risparmio tradito, la manifestazione che abbiamo fatto l'anno scorso contro il governo, l'ex governo, abbiamo chiesto appuntamento a tutti i gruppi parlamentari, sembra che saremmo ricevuti dal sottosegretario al MEF, visto il cambiamento costruttivo e le intenzioni costruttive da parte di questo governo del cambiamento, che noi ci auguriamo diventi epocale. E poi c'è la diplomazia sul fronte delle Olimpiadi, anche se nasconde una vera tensione, soprattutto nei confronti di Torino, l'ha esclusa.
Io sono sempre stato un inguaribile sostenitore del tridente, questo lo sapete, ho sempre detto teniamo la porta aperta a Torino fino alla fine, però mi sa che i tempi supplementari se ne sono andati, soprattutto dopo aver visto la foto pubblicata ieri da parte del sindaco Appendino, perché va bene il dibattito, vanno bene anche, dico fra virgolette, le polemiche quando sono sane, quando c'è voglia di confronto anche vivace, ma pubblicare una foto di Torino con le Alpi e una di Milano con lo smog, dico che va fuori dal fair play sportivo e quindi non ci siamo più. Dopo mesi di diplomazia, il governatore veneto Luca Zaia entra nella polemica olimpica per commentare con durezza l'uscita della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha definito incomprensibile la candidatura congiunta di Milano e Cortina, accompagnando l'esternazione con un discutibile fotomontaggio. Con questi presupposti, allarga le braccia Zaia, non si può fare un percorso insieme, avanti tutta con Milano. Cominciamo col dire che le Olimpiadi valgono circa 40.000 posti di lavoro e 2 miliardi di giro d'affari per il Veneto. Sono una grande opportunità di promozione, di occupazione e anche di valorizzazione di quello che abbiamo. 2021 mondiali di sci, 2026 Olimpiadi invernali. Stiamo lavorando per questo. Domani i presidenti delle due regioni e i sindaci delle due città si vedranno a Venezia per un incontro tecnico, seguito dalla presentazione alla stampa del progetto olimpico. Il tridente ci avrebbe dato la pace sociale e anche i finanziamenti dal governo, spiega Zaia, ma guardiamo avanti nella consapevolezza che siamo in grado di organizzare queste Olimpiadi con lo spirito di autonomia che ci contraddistingue. Il governo confida molto su di noi, se ci dice che le Olimpiadi le possiamo fare solo noi vuol dire che sa che l'autonomia ce la meritiamo. Dall'altro voglio ricordare che il CIO ci dà 980 milioni di euro per una contropartita che noi veneti dovremmo coprire di circa 100 milioni di euro. In totale dovrebbe essere circa 400 milioni l'esborso per avere 1 miliardo di euro. A proposito di soldi, dopo la pubblicità la svolta epocale per i comuni. Torniamo in diretta, soldi, avanzi di amministrazione, sbloccati gli investimenti dei comuni virtuosi. Il Ministero dell'Economia e Finanze con una circolare ha infatti dato il suo ok per liberare gli avanzi di amministrazione che rimarranno così nella disponibilità dell'ente che lo realizza. Esultano i parlamentari veneti della Lega, capitanati dal sottosegretario Massimo Bitonci, ai quali nei giorni scorsi i comuni della Marca trevigiana avevano presentato una serie di richieste per evitare il collasso degli enti locali. In una nota i parlamentari del Carroccio esprimono soddisfazione per il provvedimento. Giorno dopo giorno stiamo lavorando per risolvere tutte le incongruenze, le distorsioni che impediscono una crescita effettiva di tutta la regione, e quello di oggi è solo un primo passo concreto cui la Lega intende dare un seguito in manovra di bilancio, dove è previsto infatti un altro pacchetto per gli enti locali. Ma sul fronte opere pubbliche, per esempio, lo avete visto in queste ore, il Movimento 5 Stelle non cambia idea, per esempio sulla TAV. TAV Veneta, in un'inedita alleanza Lega e Partito Democratico hanno votato una mozione a Palazzo Ferrofini per sostenere il progetto di alta velocità in Veneto. Il testo della mozione impegna la Giunta regionale ad intervenire con il governo per il completamento della TAV, una proposta che però incontra la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Quello che chiediamo è l'ampliamento e l'ammodernamento della linea esistente, che porterebbe ad avere dei treni veloci, immediatamente disponibili e ad un costo 10 volte inferiore rispetto al folle progetto della TAV. Vi do due numeri. In Europa un chilometro di TAV costa mediamente tra i 10 milioni di euro e i 12. Qui in Italia parliamo di 70-100 milioni di euro al chilometro. Una follia, l'ennesima mangiatoia che vogliamo fermare. Il Movimento 5 Stelle Veneto avanza una controproposta ed annuncia che la prossima settimana consegnerà al ministro pentastellato Toninelli un dossier sulle grandi opere in Veneto. Circa il danno che deriverebbe dall'interruzione di opere già avviate, i 5 Stelle rincarano la dose. È una balla perché i progetti non sono in fase di realizzazione, non è assolutamente vero che si blocca nulla. Si tratta invece di creare un progetto vero e concreto per un territorio che, ripeto, ha già una linea ferroviaria che può sopportare dei treni ad alta velocità, basta modernarla. E sapete chi lo sta già facendo? Il Friuli Venezia Giulia. E allora noi diciamo: facciamo come friulani, abbiamo rispetto del nostro territorio e immediatamente diamo dei treni veloci al Veneto. Resta il tempo di ricordarvi che a 20:10 questa sera si parla ancora di economia con l'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti, le ultime novità sul DEF, compresa questa che riguarda lo sblocco dei fondi delle amministrazioni. Poi alle 20:45, dopo l'edizione flash del Veneto, c'è la Champions League in diretta su Antena 3 con Qui Studio a Voi Stadio. Attenzione particolarmente ai risultati di Inter e Napoli.
Bene, è tutto per questa edizione del telegiornale, adesso le previsioni meteo. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 4 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione, infatti, sarà soleggiato su tutti i settori. Il cielo risulterà sereno o al massimo velato ovunque. Non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature in lieve aumento, con minime tra 9 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 19 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità. Al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma non sono previste ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento ovunque, specie dal pomeriggio, con cielo sereno su tutte le province. Temperature anche in questo caso in lieve aumento, con minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che risulterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.